Una vera e propria tempesta si sta scatenando dietro le quinte del Napoli. E il nome al centro di questo trambusto è niente meno che Victor Osimhen. Siamo tornati con un aggiornamento urgente ed elettrizzante sul futuro dell'attaccante nigeriano, che potrebbe essere sul punto di prendere una piega sorprendente. Come sempre, vi portiamo le informazioni più calde direttamente dalle fonti internazionali, con tutto ciò che dovete sapere per capire il retroscena del mercato. Quindi, prima di immergerci in questa notizia che sta facendo discutere, lasciate il vostro like, iscrivetevi al canale e attivate il campanellino, perché il Napoli è lontano dal chiudere il suo mercato e il centrocampo e l'attacco potrebbero acquisire nomi importanti. Nonostante l'arrivo di Kevin De Bruyne, il Napoli vuole di più. E il grande obiettivo ora è Davide Frattesi, dell'Inter Milano. Il centrocampista piace molto alla dirigenza e, soprattutto, all'allenatore Antonio Conte, che vede in lui un elemento cruciale per bilanciare intensità, giovinezza e qualità tecnica nel reparto. Secondo le informazioni raccolte da Niccolò Ceccarini di TMV, Frattesi potrebbe lasciare l'Inter in questa finestra di mercato, il che apre la strada al Napoli per avanzare, nonostante la forte concorrenza sul mercato. Ma la pianificazione va oltre il centrocampo. In attacco, Giovanni Manna, direttore sportivo del club, ha mantenuto il radar attivo su diversi fronti. Due nomi rimangono al centro dell'attenzione per rafforzare le fasce: Noah Lang, del PSV, e Igor Paixão, del Feyenoord. Entrambi sono veloci, tecnici e con un profilo offensivo ideale per lo stile che Conte desidera implementare. Lang, inoltre, ha già dimostrato pubblicamente il desiderio di giocare nel Napoli, il che aumenta le possibilità che la trattativa vada avanti. Nel frattempo, in difesa, il nome di Bokema, del Bologna, ha ripreso forza. Il Napoli ha già fatto delle sondaggi e potrebbe aumentare la pressione nei prossimi giorni, con la Roma anch'essa in lizza. Un altro nome citato è quello di Lukumi, che piace sia al Napoli che alla squadra della capitale. In mezzo a tutto questo, anche l'Inter si muove, soprattutto dopo la conferma dell'arrivo di Chivu come allenatore. I nerazzurri cercano rinforzi per l'attacco e hanno due nomi nel mirino: Bonni, del Parma, e Højlund, ex Manchester United, entrambi monitorati anche dal Napoli, il che potrebbe generare un altro duello dietro le quinte del mercato. E ora voglio sentire la tua opinione, tifoso napoletano. Frattesi è il rinforzo giusto per il centrocampo del Napoli? E tra Lang e Paixão, chi vorresti vedere indossare la maglia azzurra? Commenta qui sotto, condividi la tua opinione e dici anche da quale città ci stai guardando. E, naturalmente, se ti è piaciuto questo contenuto e vuoi continuare a seguire tutto ciò che riguarda il Napoli, lascia un super grazie qui sul canale per rafforzare ancora di più il nostro lavoro. Alla prossima!